Le marinerie siciliane aderiscono alla mobilitazione nazionale contro il piano dell'Unione Europea sulla pesca. L'iniziativa si svolgerà nei vari porti siciliani venerdì 23 giugno ed è promossa da associazioni e sindacati di settore. La pesca siciliana aderisce alla mobilitazione nazionale per ribadire il proprio no al piano di azione europeo che impone una serie di misure dirompenti per l'assetto del settore pesca. L'appuntamento per la giornata di venerdì 23 giugno con una serie di iniziative promosse dal mondo della rappresentanza delle cooperative, imprese e lavoratori, a indire alla mobilitazione un cartello ampio di forze che va da AGC Agrital, Confcooperative, Federaghi Pesca, Lega Coop, Agroalimentare, Coldiretti, Impresa Pesca, Feder Pesca, FAI CISL, FLAI CGL, Huila Pesca. La mobilitazione si è resa necessaria per contrastare il piano promosso dal commissario alla pesca e all'ambiente Virginius Sinkevicius, che prevede un forte limitazione alla pesca a strascico in tutta l'Europa entro il 2030, proponendo la creazione di ulteriori aree marine protette senza considerare l'impatto sociale ed economico sulle imprese, i lavoratori e i pescatori. Un piano insomma che, come ribadito dalle associazioni dei sindacati di settore, ci porterà alla totale dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento dei prodotti ittici. Con la mobilitazione si punta pertanto ad assicurare un futuro a migliaia di lavoratori, cooperative, imprese, famiglie e territori. Lo smantellamento della pesca a strascico causerebbe peraltro, sottolineano le varie sigle, un aumento delle importazioni da paesi in cui la pesca non rispetta affatto la nostra legislazione in materia di ambiente, sicurezza e lavoro. In Italia la pesca a strascico rappresenta il 20% della flotta totale peschereccia, un settore che in Europa rappresenta il 25% degli sbarchi totali di prodotti ittici e il 38% dei ricavi, con oltre 7.000 imbarcazioni.